Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, adesso speriamo che la via nazionale tenga conto delle osservazioni che arrivano appunto dalla Regione. Siamo restati basiti e alquanto amareggiati quando abbiamo scoperto che il giorno prima, come ha detto la Commissione, sono pervenute delle osservazioni fatte dal Comune di Treviso, ma dicono chiaramente che non vogliono assolutamente nessun volo sul territorio trevigiano. Il Comune di Treviso invece, in maniera secondo me poco corretta e non leale con i cittadini di Quinto, ha detto che approva l'ampliamento dell'aeroporto purché volino sui cieli di Quinto. Ribadisco, i miei cittadini non sono cittadini di serie B e meritano rispetto come tutti gli altri. Da una parte la soddisfazione, dall'altra l'amarezza e la delusione, stati d'animo diversi per i sindaci di Quinto e Treviso all'indomani della decisione della Commissione Via Regionale che ha accolto tutte le osservazioni di Cassugana, che aveva chiesto che gli 11.250 decolli previsti dal nuovo masterplan avvenissero sopra Quinto, ribaltando quanto fissato dalla via del Ministero dell'Ambiente. Se Conte festeggia la vittoria portata a casa grazie, spiega, alle documentazioni e alle osservazioni frutto della competenza e del lavoro degli uffici comunali, il collega D'Alziglio ha tutta l'intenzione di difendere le istanze dei suoi cittadini. Farò tutti gli approfondimenti del caso. Domani mattina ho già convocato il legale che ci seguirà in questa pratica di accesso agli atti e di verifiche e di conseguenza faremo le nostre valutazioni. Il sindaco di Quinto ha chiesto un incontro al ministro per discutere della questione e confida nella decisione della Commissione Via Nazionale. Diverse le aspettative di Mario Conte, che spera invece che la Via Nazionale accolga la decisione di quella regionale, tenendo conto delle esigenze sia dei cittadini di Quinto che di quelli di Treviso, che non possono essere sminuiti come ha fatto il sindaco D'Alziglio proprio in sede di via regionale, definendo capricci della città di Treviso. Sono esigenze, sono problematiche. E se questo non bastasse ad infuocare il clima, la discussione si è nuovamente accesa per la presenza nella commissione di Alessandro Manera, assessore all'ambiente del comune di Treviso, che ieri ha lasciato la seduta. Sono completamente uscito dall'aula perché era giusto così, avevo dato le dimissioni dal gruppo istruttorio della Commissione Via e non dalla Commissione Via, come succede spesso ad altri commissari. La Via è composta da 13 persone, 7 sono dirigenti interni alla macchina regionale, 6 sono i commissari esterni, io sono uno di questi, quindi incido solo per la mia parte.